Allora, ne hanno parlato i quotidiani, ne ha parlato ampiamente Mediaset, in particolare Striscia la Notizia. Io per caso, insomma, ho visto in replica quanto è accaduto, perché quando c'è quella striscia sono ancora in TV, ed è Striscia appunto la Notizia, dove l'inviato campano Abete è stato letteralmente bloccato in modo anche piuttosto violento, diciamoci la verità, dalla scorta del ministro Giannini. Diciamo che Abete aveva il microfono in mano, che avesse avuto un mitra, un bombe a mano, pistole, il Fez. Allora chiedo a Raffaele Padrone, vice segretario dell'UGL nazionale, sicurezza. Qualcuno ha detto forti con i deboli e deboli con i forti. Ma guardi, non è proprio così, no, assolutamente. Allora, noi guardiamo il filmato. Guardando il filmato, innanzitutto ci sono da distinguere due cose. Una è la parte tecnica. Io, lei lo sa, sono istruttore scorte dal 98, qualcosa sulle scorte le capisco. E quindi una è la parte tecnica. Innanzitutto quelli non erano operatori della scorta del ministro, ma erano operatori della questura di Avellino, primis, uno. Quindi con attività operative quelli non facevano la scorta, ma erano del campanello di sicurezza, che sono due cose diverse. Prima roba. Seconda cosa, c'è il lato umano. Il funzionario ha chiesto scusa, se lei legge su tutti i siti, sul web, ha chiesto scusa. Non per questo non sarà punito. Se vuole io le scrivo su un pezzo di carta già la punizione che sarà data, lei poi quando succederà l'aprirà e dice padrone. Questa è un'accusa. No, io sto cercando di spiegare quello che è successo. Quindi il fatto è successo, ha avuto quella reazione che va un po' al di là. È vero, era al di là, è sicuramente al di là. Però c'è la parte civica. È venuta con Scalfaro, sì, per quanto mi riguarda. Io però c'è la parte civica, direttore, lo permetta. Questa è l'Italia, sa cos'è? Se c'è scritto che non bisogna attraversare quella linea, mi deve dire il signore Abete perché ha invaso la linea che non doveva essere attraversata dal cordone di sicurezza, perché non mi dite che lì c'era solo Abete. Allora lei c'ha i suoi collaboratori quando escono. A Pordenone non è mai successo che un poliziotto abbia dovuto mettere le mani addosso al giornalista. No, guarda, non si può passare, dopo che abbiamo fatto i rilievi puoi venire, non guarda, passiamo dopo. Ok, quindi non capisco perché intanto Abete abbia fatto questa cosa. No, una cosa per inciso. Il problema invece è un altro. Se fosse successo in America, Abete, sgran, 2 palline e albero di Natale, glielo dico io perché la polizia lì non scherza. Beh sì, si vede, però torno a ripetere, vabbè, ma è così, è così. È così. Io mi ricordo quando... Non ci sarebbe avuto bisogno di intervenire in quel sistema se si sta dietro le linee. Questo è il discorso. Però se si sta dietro le linee non si riesce a fare le interviste, insomma. Ma allora quanti giornalisti c'erano lì, direttore? Solo Abete? Raffaele, dai. In America, quando tu poni la domanda, si fermano e vengono verso i giornalisti. Poteva chiedere appuntamento. No, ma dai, per consegnare Raffaele, cosa? La pigna di Striscia la Notizia. Beh, io le avevo consegnato al ministro un pignone. Ma quello vediamocelo perché dopo. hanno fatto la scuola, la bella buona scuola, e abbiamo il 30% di docenti che mancano e ci sono studenti non ho detto che è fatto bene. Ma io sto dicendo, sto spiegando un po' il fatto. Non sto parlando della polizia, è che i politici, se sono trasparenti, si fermano e rispondono ai giornalisti. Questo è un altro paio di maniche. E non si fanno difendere dai poliziotti, troppo facile. Grazie. Non guardarsi intorno e poi intervenire. Vabbè, grazie Raffaele Padrone. Allora, grazie a voi. Continua a tenere banco la vicenda.